Io mi sono rivestito in divisa e sono andato, ho preferito, ho fatto questa decisione che mi porta a essere qui. Cioè, invece di andare a fare il ribelle partigiano o il partigiano comunista o il fascista, mi sono rimesso la divisa, sono andato assieme ai miei ufficiali e non mi sono messo gli stivali, ho messo gli scarponi. Avevo gli scarponi alpini e questo mi hanno salvato perché in Polonia, per esempio, con 30 sotto zero, il campo era su un acquitrino. Se vedete la carta geografica, le paludi del Friuli è tutta da terreno andava a Sicilia, di cose di acquitrino, quindi le baracche erano sulle palapinte e si camminava sulle strisce di legno, sulle passerelle, in inverno con 30-20 sotto zero, le passerelle erano come lo specchio, lucidi. Quindi chi aveva gli stivali era un poveraccio che doveva sostenersi perché era come il cristallo da vita. Io invece avevo gli scarponi con la gomma sotto. Ma potrei parlare tutta la giornata, io salto di palo in frasca. Il viaggio è che cos'era la porta? In Polonia c'era un po' più largo così, con tutte le sbarre tavolate. Ora vedete 30-40 ufficiali messi in fila come qua che devono svolgere le funzioni fisiologiche che ogni giorno, una volta alla settimana, se non di più. Che cosa vuol dire distruggere la personalità